Ben ritrovati in questo spazio DEM, inteso come democratico, oggi per parlare di agricoltura in riferimento ad una zona circoscritta del Friuli Venezia Giulia che è quella del Carso Triestino. Ecco, una terra che offre molti frutti. Ecco il perché del nostro, interlocutore, il consigliere Stefano Ucmar. Grazie di averci accolti. Grazie a voi. Allora, consigliere, ho detto appunto in premessa, parliamo di agricoltura. Il territorio del Carso Triestino, che peculiarità ha? Beh, intanto bisogna dire che rispetto a tutto il resto dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, l'agricoltura giuliana, chiamiamola così, rappresenta l'1%. E questo non è tanto un dato statistico, ma è di fatto un dato politico. Perché tutti i parametri, tutti i crismi, tutte le regole che vengono adottate nel trattare i problemi dell'agricoltura intensiva in pianura non possono venire usati in provincia di Trieste. Il territorio è affatto peculiare. Pensiamo al costone carsico che purtroppo è stato abbandonato negli anni 50-60 dell'altro secolo, che è fatto di terrazzamenti. Lì c'è una quantità enorme di terra, però è molto difficile da tenerla su perché abbiamo i muretti a secco che in questo momento stanno crollando. Poi pensiamo all'altipiano carsico dove invece la terra manca e alcune volte per fare un vigneto ad esempio devi riportarla con tutto quel che ciò comporta, perché il territorio è coperto da vari vincoli. Pensiamo al vincolo idrogeologico, che però per fortuna l'abbiamo tolto, almeno sui terreni con pendenza inferiore al 30%, pensiamo al vincolo paesaggistico, pensiamo alle norme forestali, quindi sull'altipiano carsico è difficilissimo produrre qualcosa. E poi c'è il territorio forse migliore che è nel comune di Santo Rodrigo della Valle d'Olina e Muggia. Lì pensate quanto si sono ingegnati gli agricoltori con la terra di riporto. Quando hanno scavato il tunnel della grande viabilità hanno costruito dei terrazzamenti, anche lì con degli impedimenti burocratici incredibili, però ce l'hanno fatta. Quindi quando devi trattare l'agricoltura giuliana devi inventarti le cose mano a mano. Ci sono due fiori all'occhiello del territorio in merito, se parliamo di vino, sono la Vitosca e il Terrano. Ecco, c'è un protocollo che è stato stipulato appositamente per dare valore a queste situazioni eccezionali, no, di questo territorio. Ecco, il protocollo è utile in che senso? Il protocollo è stato firmato nel 2010 e va detto che è stato firmato dal Ministero. Al tempo il ministro era Luca Zaia e dall'assessore all'agricoltura che al tempo era Claudio Violino, ambedue della Lega Nord. Io ho avuto come l'impressione che in quel protocollo siano state messe delle clausole poi molto difficili da attuare. Poi siamo arrivati noi, il centro-sinistra, e comunque diciamo che innanzitutto abbiamo realizzato la Casa del Prosecco, che servirà da promozione dei vini locali. E poi sono iniziati i lavori di recupero del costone, eseguiti per conto della Regione dal Consorzio di Bonifica Bassa Isontina. In questo momento stanno intervenendo nella sistemazione, allargamento di una strada sotto la frazione di Prosecco ed abbiamo già in progetto un intervento nella zona di Contovello. Questo protocollo in sostanza snellisce tutti i procedimenti burocratici che prima impedivano sostanzialmente ai produttori di lavorare? Questo era l'intendimento, però purtroppo alcuni vincoli sono di carattere comunitario come il SIC e ZPS e lì purtroppo non siamo riusciti ad intervenire. Comunque ci sono stati vari incontri con i produttori locali, sono state individuate delle zone vocate alla viticoltura e in quelle zone lì tutti i vincoli verranno mitigati. Devo ancora dire che per il costone abbiamo messo in questo momento 7 milioni e mezzo di euro, quindi alcuni interventi sono partiti e altri ancora stanno per partire. E di questi 7 milioni e mezzo quanti ancora possono essere spesi?
Perlomeno ancora 5 milioni e 3 e saranno gli stessi produttori di vino a indicare gli interventi che per loro sono prioritari. Consigliere, spesso quando si parla di Carso si parla, comunque torna spesso l'argomento dei cinghiali. Ecco, so che c'è stato un provvedimento su tale materia, che cosa prevede? È un provvedimento ancora in essere, nell'ultima finanziaria abbiamo accantonato 800.000 euro per valorizzare 4 macelli sul territorio della nostra regione, uno dei quali si trova a Prosecco ed è privato purtroppo, però è l'unico in zona. E questo provvedimento tende a far sì che questi macelli possano lavorare anche la carne della selvaggina, cioè anche dei cinghiali. In questo momento, quando un cinghiale viene abbattuto, poi viene incenerito, quindi con un costo per l'amministrazione pubblica, e adesso con la legge Omnibus perfezioneremo questo provvedimento. Purtroppo c'è anche una questione di piano regolatore che non permette l'ampliamento di questa struttura, ma credo che in collaborazione con l'amministrazione di piazza riusciremo a superare anche questo problema, perché l'unica soluzione per incentivare l'abbattimento dei cinghiali è rendere questa attività redditizia. Altro diciamo, tema che ritorna quando si parla di Carso è quello di realtà ricettive, diciamo comunque agriturismi, ecco, di cui il Carso è ricco perché ha anche tanti prodotti da offrire. Su questo tema la Regione ha fatto qualcosa? Sì, abbiamo finanziato il recupero di una ex polveriera in zona Borgo Grota Gigante. Il territorio è purtroppo molto segnato da queste ex servitù militari. Lì si sono trovate 7 o 8 aziende agricole, agriturismi, che si sono messi assieme e intendono sviluppare lì una distilleria e anche un allevamento di suini, e la Regione è intervenuta con un provvedimento ad hoc. Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro anche per sviluppare questa attività che è molto diffusa sul Carso triestino. Un'attività quindi per diciamo, agevolare chi lavora, i produttori e offrire anche un servizio alle persone. E certo, perché lì avremo i maiali allo stato brado e quindi la qualità delle carni sarà molto superiore. Io la ringrazio molto, ringrazio voi per l'ascolto e vi do appuntamento per il prossimo Spazio Dem.